Affollati e partecipati gli Stati Generali dell'Agricoltura convocati a Padova, Villa Ottoboni, dalla Regione Veneto per condividere priorità strategiche per i prossimi 12 anni. Verso il 2030, il primo di una serie di appuntamenti con rappresentanti di istituzioni, aziende, associazioni del mondo agricolo per programmare lo sviluppo del sistema agricolo e rurale del Veneto, con un occhio alla nuova PAC che ci porterà al 2027 e con la consapevolezza di dover fare i conti con i cambiamenti climatici da una parte e una concorrenza internazionale sempre più forte che deve spingere le imprese a fare rete e a puntare sulla qualità delle produzioni. Abbiamo messo insieme le università, i migliori ricercatori, più di 300 sigle tra quelle sindacali o di comunque associazioni che si occupano di agricoltura in tutte le filiere della nostra regione, per comunque segnare assieme una via, un percorso verso il 2030. Un aspetto che ormai sta pervadendo un po', purtroppo anche con esiti negativi, la vita anche qui nel Veneto è quello dei cambiamenti climatici, che accanto ai cambiamenti globali che riguardano più gli aspetti economici sta diventando un problema serio che deve essere affrontato con delle azioni di adattamento che ci permettano di evitare sorprese come quelle che abbiamo avuto anche di recente con il ciclone Vaia nelle foreste del Veneto, e che permettano quindi all'agricoltura veneta, alle aree venete, di superare questi shock e riuscire quindi a riportare in un percorso di sviluppo equilibrato l'economia del Veneto. Il tema della sostenibilità ha la priorità su tutto. L'Italia e il Veneto non hanno terreni sterminati su cui coltivare, ma possono contare sul più alto numero di produzioni a marchio di qualità, IGT, IGP e simili, e su paesaggi unici al mondo per bellezze naturali e storiche. Noi crediamo che per dare valore alle produzioni agricole dovremmo guardare ancora di più all'estero, quindi all'export come direttrice principale dei nostri investimenti e dei nostri sforzi. E credo che per fare questo sia ancora più importante pensare che noi abbiamo un problema di dimensione in Italia e in particolare nella nostra regione. Quindi abbiamo la necessità di avere aziende, imprese attrezzate, strutturate, importanti, e noi pecchiamo forse un po' di individualismo. Se penso ai miei produttori agricoli, penso ad agricoltori che coltivano a estensioni, quindi lavorano in pianura. Ora sarebbe utile fermarsi con l'estensivo, con la situazione di territorio ormai senza adeguate reti idriche e senza adeguate forestazioni, per arrivare a un territorio coltivato con delle eccellenze. Cosa voglio dire? Dovremmo istituire dei marchi di qualità anche per le colture estensive come il mais, la soia e la barbabietola. Lo sviluppo locale è uno dei temi cardine della nuova programmazione agricola, partendo da piccoli territori, come accade per esempio per le montagne, per arrivare a prodotti di eccellenza che sanno emozionare, promozionando insieme agricoltura e turismo. Noi partiamo da quota 300 per finire a quota 3000. È chiaro che la diversità si fa sentire anche nel momento in cui noi andiamo a programmare. Su questa diversità solo lo sviluppo locale può intervenire direttamente, perché se fatto dal basso e quindi se fatto dalle popolazioni è più facile dare risposte che non calato dall'alto. La filiera forestale è parte centrale della programmazione, a maggior ragione all'indomani delle ondate di maltempo che hanno flagellato le foreste, che in Veneto coprono un territorio di 60.000 ettari. Più di un quarto della nostra regione forestata, dimostrano a volte delle fragilità importanti che sono dovute non a una pianificazione sbagliata, ma a un aumento della foresta che è stata naturalizzata in questi decenni e che deve essere comunque asservita a una pianificazione umana, perché poi solo pianificando anche le foreste noi riusciamo a dare delle risposte, ma anche controllare che eventi di questo genere siano meno catastrofici di quelli che sono stati in questo mese.